Claudio Incani, lei è il figlio di Giuseppe Incani, travolto e ucciso Sì. da un'auto in Viale Marconi. Suo papà lavorava come cuoco. Sì, era uno chef, lo conoscevano tante persone, c'era amato da tutti, la verità, non cercava niente a nessuno. Cioè, l'hanno investito innocentemente, poverino, e sono scappati. Era una persona d'oro, poverino, aiutatemi a cercare chi l'ha investito, perché mica devo Lei vuole giustizia e chiede giustizia, Sì. le indagini sono già in corso, suo papà stava tornando a casa. Sì, stavo tornando a casa dal lavoro. Io non so che dirvi, ragazzi, mi ero svegliato nel cuore della notte dicendo che mio padre non c'era più. Cioè, era morto, no? Ragazzi, io quello che vi posso dire, aiutatemi. Utilizzava sempre la bicicletta. Sempre, mio padre era come minimo da 15 anni che andava e tornava a bici. Ma per risparmiare? Per risparmiare, perché a lui piaceva il fatto di andare in bicicletta e il fatto di stare in linea, stare in forma. Ok, Mischinetta, 60 anni, morto così per niente, capito? Cioè, aiuto, la verità. Lui portava il pane a casa. Sì, era l'unico, nel senso, mio padre è quello che portava il pane a mia mamma, poverina, perché mia mamma adesso si trova da sola, disperata, senza niente, mi chiede un aiuto in qualsiasi modo. Giuseppe lascia lei, 2 figli e una moglie, poverina. suo fratello come si chiama? Fabio Incani, poverino, mischino, io guarda, ho il cuore spezzato, ve lo giuro. Lei chiede giustizia. Io chiedo giustizia e chiedo che sia fatta giustizia per mio padre, che chi ha investito, fate avanti, vai a costituirti, la verità, perché tanto hai le ore contate, non ti sto minacciando, non sto facendo nessuna minaccia. Lei è un figlio disperato. Io sono un figlio disperato che ha perso un padre che ha lavorato tutta la vita, per portare il pane a casa, per crescere 2 figli e portare avanti la famiglia. Aiutatemi ragazzi, aiutatemi.